Buon pomeriggio a tutti qui dal Palamura di Canicattì e benvenuti alla sesta giornata del campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5 Girone A. Benvenuti a Città di Canicattì contro 3M Calcio a 5. Un saluto qui da Gabriele Rispetto, una partita che può rivelarsi sorprendente, così come al tempo stesso potrebbe essere una di quelle partite dove il 3M può prendere fiducia. A Minnone Pitarresi trova Montevago, La Rosa, Pitarresi! Il pareggio 3M! Con il numero 11. Parlano qui Martinez, il direttore di gara, il signor Saraceno. Va in porta! Trova la rete il Città di Canicattì. Qua imperfetta la barriera. Attenzione qua, Montevago si gira! Non c'è un attimo per fermarsi, trova la rete di nuovo il 3M, lo fa con Montevago, di nuovo pari. Pitarresi poi, fermato, Minnone, Pitarresi, 1, 2, 3 volte, poi Montevago, lo scambio sempre con Pitarresi, alto. Numero 11 con La Rosa. Come avanti, esce proprio Pitarresi, ma attenzione al tiro! Scoccato qui da Brancato. Tempo, può andare quindi La Rosa, va dalle parti di Montevago, tiro di La Rosa, fermato però da Biazzo che si ritrova lì. Poi rischia il dribbling, la ultima praticamente qui. Grande parata di Tripoli, ha provato Brancato. Rischia il duo arbitrale, può andare Foti, Tripoli e poi di nuovo Foti, viene contratto. Amici, La Rosa, ancora Amici, va in porta! Carlo Amici, che gol ha fatto il numero 10, 1 è il repertorio, 3-2, avanti il 3M, e apre le parti La Rosa, l'idea non era male. Anticipa tutti dall'altra parte del campo Brancato e allora attenzione, palla per La Rosa, va alle parti di Montevago che buca un'altra volta il portiere avversario e doppietta per il numero 9, 4-2 3M. Attenzione ancora a Montevago, Amici affaticato, non gira affaticato, va direttamente al tiro. Foti che non va al tiro, anche lui bloccato, prova la giocata. Grande azione personale di Foti che riscatta l'errore al tiro libero, trova il 3-4. Gira palla il 3M con velocità, a pochi tocchi, ancora La Rosa, ma sul destro fermato prima che potesse farlo la Foti, ma ritorna il pallone da lui al centro, incredibile Calvaruso, ancora La Rosa alle parti di affaticato deviato. La Rosa per Calvaruso, ma sul destro ancora Calvaruso, aspetta, ritorna, c'è affaticato, la para Fiasco, e va La Rosa, colpisce la barriera e solo di Calvaruso. Tutto troppo facile per Calvaruso. 5-3. Si sta battendo l'uragano Calvaruso sul Canicattì, poi affaticato. Il numero 6 segna il gol numero 6 con un bellissimo colpo che trafigge Biasco 3-6 per 4 posti da utilizzare. Dal tiro poi il gol di Martinez, un fulmine che riapre la gara. Con ripreso da Biasco, affaticato ancora Montevago, si gira perfettamente, affaticato al centro per Ricotta. Fantastico, a fine primo tempo forse ha cambiato la gara, l'ha resa più facile per il Trem. Va Amici, traversa scheggiata, Amici non è mai la cosa più consigliata da fare. Tripoli prende palle, va lontano a cercare La Rosa, che controllo di La Rosa al centro, trova Ricotta. 7-4, dedica alla videocamera. 7-4.
una doppietta. La prima assa poi nero-verde deve andare in porta. Pitarresi, Fiasco un'altra volta respinge e fa benissimo. Trovare soluzioni difficilissime, si schiera bene la difesa del 3M, messa un po' in difficoltà soprattutto all'inizio, poi appena ha preso le misure ci è sembrato qua grandissimo Tripoli su Foti. L'ultimo pallone della gara, triplice fischio del 2 arbitrale, il Città di Canicattì cede il passo per la quinta volta in stagione, il 3M vince invece per la prima volta in campionato fuori dalle mura amiche del Pala Don Bosco e